Quello lo metti tu vicino, ok? Siamo con Mister Lupo, da oggi inizia un nuovo campionato. È già iniziato da 4 settimane, inizia per noi perché abbiamo vinto, abbiamo fatto veramente bene. Io faccio i complimenti a loro perché vi posso assicurare che non è semplice dopo 3 sconfitte fare una prestazione di questo livello. C'è stato tutto oggi, c'è stata unità di intenti, credo anche delle belle trame, voglia di far bene, e non è semplice. Vi faccio i complimenti ai ragazzi perché se li meritano tutti. Poi quello che a me interessa è quello, di riuscire a vederli poi a fine gara gioire, perché erano 3 settimane che non succedeva. Vado un po' indietro col tempo, quello che continuo a dire che probabilmente abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo fatto sul campo. Oggi è stata la completezza di tante situazioni fatte e rifatte durante la settimana, lavorando in un certo modo. Sono contento per loro e per Imperia, perché poi non dimentichiamoci che se abbiamo unità di intenti tutti assieme, mantenere la categoria è una vittoria per tutti, anche per voi. Mister, sul piano del gioco quest'oggi si è visto veramente tanto, grande coralità, grande trame tra i giocatori dell'Imperia. Sì, ripeto, non è semplice, perché oltretutto hai incontrato una squadra che secondo me darà del filo da torcere a tutti, perché ha dei valori, ha dei giovani interessanti, ha un allenatore bravo, però oggi noi siamo stati superiori di tutto, siamo stati veramente bravi. Non sono sorpreso perché li vedo tutti i giorni in allenamento e vi posso assicurare che hanno un sacco di qualità questi ragazzi. E qualche critica che è piovuta in queste settimane qui fa parte del gioco, perché è normale, dopo 3 partite e 0 punti è normale che ci siano le critiche, come è normale che oggi ci siano degli elogi, quindi bisogna trovare un equilibrio. Ripeto, non è Lupo o Capra o De Bode o l'Imperia. Dobbiamo sapere tutti quanti assieme che per mantenere la categoria bisogna remare tutti dalla stessa parte. Nel momento in cui un mio calciatore non dà quello che deve dare, sono io il primo a farglielo notare, però qualche critica di troppo per questo non è da categoria, quello manca questo, manca quello. Un attimo, diamo tempo al tempo, voglio dire, non è che stiamo giocando in un campionato di Serie A, questi sono calciatori forti, hanno bisogno sicuramente di qualcuno che gli dia una mano, perché è così, però sono forti umanamente, sono forti calcisticamente, quindi non è per oggi che abbiamo vinto, però anche le altre prestazioni sono state tutte prestazioni dove siamo usciti con dei complimenti ma con 0 punti. Oggi si è completato tutto, perché abbiamo capitalizzato forse meno di quello che abbiamo prodotto, però va bene così, finissero sempre così, va bene così, quindi complimenti a tutti. Grazie mister. Se posso